siamo con il nostro speciale, come preannunciato nel corso del telegiornale. Arcangelo, ti vedo, vediamo un po' se riesci ad essere... Ecco, ti vedo visibile. Hai altre notizie dell'ultima ora? No, nulla di particolare, insomma, sembrerebbe in questo momento una situazione abbastanza sotto controllo. Il problema sono i tamponi, sono stati realizzati, diciamo, complessivamente fino adesso decine e decine di tamponi in tutta la Calabria, quindi capiremo l'evoluzione di questa crisi nelle prossime ore, al massimo, diciamo, domani mattina. Oggi non siamo in grado in questo momento, vi do dei dati relativi a degli ultimi contagi di cui sappiamo. Qualcuno riguarda la provincia di Reggio Calabria, qualcun altro riguarda invece la provincia di Cosenza. I numeri per il momento sono contenuti, c'è un picco in avanti nella Calabria, diciamo centrale, cioè tra Crotone, Vibo Valentia e Catanzaro. Questa è la situazione, certo non si può dir nulla perché non abbiamo l'esito di tutti questi tamponi, soprattutto dobbiamo considerare il passaggio fondamentale, cioè del ritorno, del rientro in Calabria di tutti quelli che erano al nord, quindi dobbiamo tornare indietro di 14 giorni. Ecco, scaduto il 14° giorno capiremo quanti di questi erano infetti, quante altre persone hanno infettato. Una nota di colore, per così dire, che ci comunicano è che sono partiti da Paola, dalla stazione di Paola verso Roma, dei turchi, cittadini turchi, un gruppo di cittadini turchi è sedito sul treno, sorvegliato dalla polizia diretta da Giuseppe Zanfini per raggiungere la capitale. Si tratta di un viaggio autorizzato e organizzato dall'ambasciata turca in Italia. Si tratta di cittadini turchi residenti tutti a Terranova da Sibari, un piccolo comune dell'area settentrionale della regione. Allora, siamo riusciti a metterci in contatto con la signora Erika. Mi sente, signora? Sì, sì, la sento, la sento. Ecco, lei ha scritto una lettera ieri, lei è una calabrese che vive a Milano. Da quanti anni vive a Milano, signora? Da circa 4 anni, 4-5 anni. Lei ha scritto una Siamo venuti lettera qui per lavoro. Come? appellandosi ai calabresi che vivono a Milano, dicendo, mi raccomando, non scendete in Calabria, rimanete a Milano. Sì, sì, sì. Esatto, non solo i calabresi, cioè tutte le persone che vivono al nord e che comunque hanno intenzione di spostarsi al sud, che siano calabresi, che siano pugliesi, che siano siciliani. Il mio appello era a non spostarci da qui perché comunque eh, la sanità al sud è già abbastanza provata e purtroppo questo è un virus terribile. Il contagio è troppo veloce ed il disagio creato è veramente enorme. Io ho anche diverse amiche che lavorano nell'ambito sanitario e mi dicono che all'interno degli ospedali è come se fosse scoppiata una guerra, non ci sono abbastanza risorse, eh, non c'è modo di poter fronteggiare nel migliore dei modi questa emergenza. Per cui il mio appello era rivolto a tutte le persone che si trovano qui e che potrebbero essere dei potenziali veicoli, ovviamente anche non, cioè, non, come dire, asintomatici, quindi non farlo intenzionalmente, questo è indubbio. Però il mio appello era non muoversi da qui, non muoviamoci da qui, non muoviamoci proprio, stiamo in casa, è un grosso, grandissimo sacrificio per tutti noi. Però questo è per il bene comune e credo che debba avvenire prima di tutto. È una situazione difficile per tutti. E credo che bisogna un po' preservare anche i nostri cari e la nostra terra che ha una sanità già provata di suo. Lei sta vivendo a Milano con grande ansia questi giorni, pesantissime, una lunga sequenza come dire, anche di stati d'animo dovute anche alle numerose ordinanze, che sono numerose decreti del governo che limitano sempre più, no, la libertà individuale. Sì, allora in realtà noi siamo stati sin da subito abbastanza, come dire, allerta, responsabili proprio perché ci siamo resi conto da subito dell'entità della cosa. Io la seguivo già da quando ero in Cina e già da quando ero in Cina mi spaventava, seguivo sempre il parere degli esperti. ehm, quindi dal momento in cui
è arrivata qui in Italia, per fortuna sia la mia azienda che quella di mio marito hanno avuto una grandissima sensibilità di farci lavorare immediatamente da casa. Per cui l'ho vissuta con ansia soprattutto nei primi 14 giorni, perché io viaggio per andare al lavoro, prendo sia la metro che il treno, gli spazi sono veramente ridottissimi, non ci sono neanche 20 centimetri tra una persona e l'altra. E faccio un pezzo di strada che condivido anche con persone che provengono da Lodigiano, per cui la mia paura era di poter essere stata anche, cioè in qualche modo anch'io infettata, Contagiata. poter essere anche un veicolo. Quindi i primi 14 giorni abbiamo avuto più timore, adesso siamo, diciamo, un po' più sereni per la nostra di salute, però cioè, ci rendiamo conto che la cosa è veramente, cioè l'emergenza è grande e là fuori fa paura. Lei di quale zona della Calabria è originaria? Io sono posso dire proprio il paese? Assolutamente sì. Sì, sono di Castiglione Cosentino. Bene, grazie. Le facciamo un in bocca al lupo e grazie per la sua testimonianza, per il suo coraggio e per l'alto grado di civiltà che ha mostrato nel raccontare, nel spiegare a chi magari non ha resistito come lei ed è voluto tornare a casa, di non farlo per non mettere in pericolo i propri cari. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità. Per me veramente è un piccolo gesto ed è l'unica cosa che posso fare. E per me è stato importante poterlo fare. Bene, torniamo in diretta, grazie ad Erika. Arcangelo, abbiamo una telefonata, la prendiamo subito, poi affrontiamo un altro caso, un altro argomento. Pronto? Pronto? Prego. Ciao Attilio, sono Francesco Garofalo da Cassano. Prego. Lo so che è un momento difficile, drammatico e ti volevo anche ringraziare per tutto quello che stai facendo insieme alla tua redazione, ma io volevo segnalare una cosa. Cassano sai che è un vasto territorio e Poste Italiane ha fatto una decisione che ritengo che sia una decisione assurda. Ha chiuso tutti gli uffici periferici postali. L'unico ufficio postale è quello di Cassano Centro. Immagina tu che cosa sta accadendo da stamattina e che cosa accadrà da qui a qualche giorno, quando il prossimo 26 si pagheranno le pensioni. Io approfitto della bontà tua, di TEN, attraverso questo momento di lanciare un appello al prefetto di intervenire immediatamente presso la direzione delle poste perché vengono riaperti immediatamente gli uffici di Ioria, di Lauropoli e Sibari, atteso anche che c'è un'ordinanza del sindaco che ha intimato a Poste Italiane di riaprire gli uffici per la tutela della salute pubblica. Grazie. Grazie Attilio, ciao, un abbraccio. Grazie, Arcangelo. Sì, sono d'accordo, è giustissimo questo appunto che viene da Cassano. E se tu chiudi tutti gli uffici, poi la gente è costretta ad andare in un solo ufficio, quindi arriva tanta gente, il contagio è più facile, dovrebbero essere un tantino più sensate queste cose. Io mi permetto di dire pure che ho tantissimi dubbi, tutte le promesse che vengono fatte, i piccoli operatori che sono stati costretti a chiudere, cioè che ne sarà poi finita questa emergenza? Davvero saranno sostenuti? Davvero troveranno il modo di andare avanti? Io sottolineo sempre, ricordatevi di tutti quelli che in questo momento non possono lavorare, che avevano un bar e l'hanno chiuso, un ristorante l'hanno chiuso, questi non hanno uno stipendio, quindi c'è una situazione italiana terrificante. Speriamo che tutte le parole poi diventino fatti e che non si vada con la solita italianità a rimescolare tutto e a naturalmente danneggiare quelli che non hanno alcun potere, alcuna possibilità di salvarsi economicamente. Sottolineo una seconda cosa, così inseriamo questo nuovo argomento, Attilio. Sono arrivati a Cerisano due persone provenienti dal Veneto, che hanno viaggiato in queste ultime notti, quindi in qualche maniera non ascoltando gli appelli che vengono sia dal responsabile regionale della politica calabrese, cioè il governatore Santelli, sia da diciamo il governo nazionale. Arrivati in paese c'è stata ovviamente una reazione che si può
ben comprendere, perché la gente è vinta dall'angoscia, è stremata da questo isolamento domiciliare, è impaurita dalle notizie che ogni giorno diamo. Ecco, questo è un tema importante. Vi confermo però al tempo stesso che oggi alla stazione di Paola non è arrivato nessuno. Parlo della stazione di Paola per il nord della Calabria, la stessa situazione mi riferiscono per la Mezzia Terme, nessun arrivo significativo neppure né a Gioia Tauro né a Rosarno. Quindi la reazione di Cerisano è una reazione che incuriosisce, in qualche maniera pure spaventa, la gente ha paura e reagisce anche in maniera scomposta. Sentiamo, il nostro Francesco Staticò ha raggiunto telefonicamente via Skype il sindaco di Cerisano proprio in merito alla notizia che hai appena detto tu. Vediamo. Sindaco, buongiorno. Questa notte voi avete avuto degli arrivi, insomma, di alcuni studenti, 2 giovani a Cerisano. Insomma, che cosa è accaduto? C'è di che preoccuparsi oppure no? Bah, io direi subito di tranquillizzarci tutti, di tranquillizzare tutta la popolazione. Sono arrivati effettivamente 2 ragazzi dal nord, 2 giovani ragazzi, ma nulla di preoccupante, nel senso che le misure di protezione in un certo senso hanno funzionato, perché sono stati intercettati dalla polizia all'altezza di Lauria, siamo stati subito contattati dalle autorità, abbiamo predisposto tutte le misure di sicurezza, i carabinieri, la protezione civile, i vigili urbani hanno predisposto tutto quanto necessario. I ragazzi effettivamente sono rientrati a Cerisano, sono stati immediatamente accompagnati presso la loro abitazione, posti in quarantena, purtroppo denunciati alla Procura della Repubblica e sanzionati per quelle che sono le nuove disposizioni. Però voglio dire, stanno bene, questa è la cosa più importante, ma credo che l'altro elemento fondamentale da sottolineare sia il fatto che siano stati controllati, non sono delle persone abusive, clandestine che sono rientrate, sono ormai ben conosciute, adesso verranno attenzionate dall'ASP questa misura di quarantena obbligatoria con la misurazione della temperatura, non hanno febbre, stanno bene. Però voglio dire, è un metodo corretto che ha dato subito una prima prova importante a Cerisano. Possiamo dire che insomma il dispositivo comunque di sicurezza ha funzionato. Assolutamente sì, è un plauso veramente, perché non ci contavo così nell'immediatezza. Abbiamo testato, se si può dire, la misura emessa l'ordinanza dalla Presidente Santelli e devo dire che ha dato subito un buon esito, perché non contavo che effettivamente ai confini della nostra regione vi fossero già delle forze e dei presidi che invece hanno effettivamente controllato, hanno comunicato, hanno informato il sindaco, hanno informato le altre autorità e quindi la catena di comando ha dato un effettivo riscontro. Bene, grazie il sindaco di Cerisano. Arcangelo, c'è una telefonata, la prendi tu questa telefonata, vai. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Pronto? Sì, la sento? Prego, prego. Dunque, stavo dicendo che sono più di 20 giorni che qui non si vengono a ritirare l'immondizia. Noi siamo degli abitanti di Via Motta, prima di Portapiano, dove ci sono le scuole, dove una volta c'erano le scuole, che c'è una casa famiglia, un istituto di case famiglia. È possibile che più di 20 giorni non si vengono a prendere l'immondizia, che qui di notte vengono i cani, ci sono dei topi. È una cosa impossibile proprio, non lo so, a chi ci dobbiamo rivolgere? Benissimo, ha fatto... Mia moglie ha chiamato anche agli uffici addetti e hanno detto che noi vediamo, provvederemo qua e là, ma ancora non si è visto nessuno. Benissimo, Poi, grazie, ha fatto... Siamo anche senza acqua, da stamattina siamo senza acqua. Bene, e sapete, voi mi dovete insegnare più di me, sapete che non ci possiamo lavare le mani. C'è il coronavirus, ci dicono di lavarci sempre le mani e qui ci lasciano senza acqua. Bene, va bene così, grazie. Ha fatto l'annuncio, ha fatto la sua denuncia e naturalmente speriamo che ci sia qualcuno in ascolto che possa coglierlo, questo suo messaggio, farlo suo e intervenire quanto possibile. Arcangelo, arrivano dei messaggi, alcuni dicono sì, però
va bene, nessuno deve tornare, ma pensate a quei ragazzi che studiano e sono rimasti a Milano, che vivono, sono costretti a fare la quarantena in una stanza, non possono muoversi, non possono uscire, non possono fare niente, sono lì come dei prigionieri. Provate ad ascoltare qualcuno di loro, noi siamo pronti, aspettiamo, se riusciamo a metterci in contatto, se qualcuno di loro ci segue attraverso i nostri canali web può benissimo contattarci, saremo ben lieti di ascoltare la voce, così come arrivano altri messaggi del tipo: chi pensa ai nostri lavoratori che sono bloccati all'estero, sono lì e la Farnesina deve mettersi in moto, perché mica possono rimanere in luoghi che sono lontani dal nostro paese, magari con aziende che hanno chiuso i battenti. E poi ancora, mi scrive un telespettatore: io avevo un bar, ho chiuso da un po' di tempo, come faccio a vivere? Come faccio? Devo pagare le tasse? Com'è possibile immaginare una cosa del genere? Qualcuno deve intervenire, deve pensare a noi, come facciamo ad andare avanti? Sono d'accordo ed è la cosa che più sottolineo e più mi preoccupa, proprio perché poi quotidianamente lungo le giornate di quella vita normale di un tempo, tu incontravi tanta gente che ora non incontri più, perché gli esercizi commerciali, i bar, eccetera, sono chiusi. A questa gente a fine mese non arriva uno stipendio sul conto corrente bancario, non si ricarica la carta di credito automaticamente. Questa è gente che ha un problema serissimo. Io non ho ancora capito quali sono i meccanismi attraverso i quali questa gente verrà salvaguardata dal punto di vista economico. Tra l'altro, i tempi, mi sembra chiaro, di questo isolamento generale collettivo si stanno dilatando, cioè erano fissati per il 3 aprile e naturalmente i termini finali, conclusivi, ma mi pare evidente che si andrà molto oltre, anche perché noi rispetto a questo virus, diciamocelo pure con chiarezza, noi rispetto a questo virus ci stiamo difendendo, non stiamo attaccando, cioè noi ci difendiamo stando a casa, quindi non incontriamo nessuno e lui non ci può attaccare, non lo stiamo attaccando per sconfiggerlo, nel senso che non abbiamo gli strumenti medici in questo momento, un vaccino, insomma, delle medicine, chiamate come volete, che siano in grado di neutralizzare il coronavirus o Covid-19. Quindi in questa situazione di incertezza, di confusione, di paura, di ristrettezza proprio fisica, perché di restrizione fisica, perché di costrizione, perché si è costretti appunto a stare a casa, si aggiungono poi i problemi del fine mese, la rata dell'assicurazione della vettura che scade, la bolletta della luce che scade, il pagamento del condominio che scade, tuo figlio che ha bisogno, non so, di una cosa qualsiasi, bisogna andare al supermercato a comprarla, e quindi quando uno non ha soldi in tasca tutto si esaspera. Quindi vorrei che fosse più chiaro, almeno nei prossimi giorni, come queste categorie di invisibili, cioè di tutti quelli che o non percepiscono un reddito o che ce l'avevano e in questo momento non possono averlo perché le loro attività sono chiuse, ecco come questa gente viene sostenuta, come viene alimentata la vita quotidiana di queste persone. Questo non mi è chiaro, Tim. Così non mi è chiaro perché, per esempio, e qui recupero un messaggio che è giunto al nostro numero WhatsApp, come mai ai medici di base non viene fatto il tampone, e poi ancora medici di base che sono costretti a lavorare senza, come dire, l'attrezzatura necessaria, non ci sono ancora mascherine, non ci sono calzari, quindi l'appello, noi ieri questo appello abbiamo rivolto al Presidente della Regione Calabria, Santelli, la quale ha detto, dice, arriveranno quanto prima perché anche noi, come tutte le altre regioni, ci troviamo in queste difficoltà. Senti, abbiamo lanciato prima l'appello rivolto dai sindaci dell'area del Pollino. Ecco, siamo in collegamento con il sindaco di Mormanno. Allora, se mi sente, ha la telecamera a sua disposizione, può lanciare questo appello. Allora, noi nella giornata di ieri come sindaci del Pollino e del Tirreno abbiamo fatto un appello al Presidente della Regione Calabria, nonché alla Prefettura, alla Questura e a tutte le forze dell'ordine, perché a nostro avviso chiudere la Calabria significa chiudere non solo sulla carta, ma dispiegare delle forze dell'ordine, soprattutto alla frontiera della Calabria Nord, e quindi mi riferisco al disvincolo autostradale che interessano i nostri comuni, anche perché così facendo noi, mettendo dei presidi fissi, ad esempio lo svincolo di Laino, di Mormanno o di Morano, riusciamo a monitorare tutti gli accessi innanzitutto a questi comuni,
2 alla frontiera nord della Calabria e 3 anche diciamo, l'accesso alla parte tirrenica. Ed è chiaro che è l'unico modo per poter monitorare diciamo, il flusso in ingresso su gomma all'ingresso della Calabria. Quindi questo è un appello che abbiamo rivolto al Presidente della Regione Calabria, speriamo che sia accolto nel più breve tempo possibile. Ho sentito anche il Presidente della Provincia che ci ha dato disponibilità della Polizia Provinciale per presiedere appunto questo sito autostradale, e in più ci siamo spinti oltre, qualora diciamo, non fosse possibile attivare una cosa del genere, ci siamo spinti noi come amministrazione ad avvalerci di agenzie private per monitorare questi flussi, perché a nostro avviso, se vogliamo salvaguardare la Calabria da questo contagio e da questa epidemia, dobbiamo attivare queste misure, anche perché io lo dico in ogni dove, il dramma purtroppo che si sta vivendo in altre regioni del nord, con tutti quei contagi, migliaia di contagi, in Calabria sarebbe doppio, perché purtroppo non abbiamo una sanità adeguata ad affrontare questa epidemia. Quindi prima cosa questa. Seconda cosa, è chiaro che noi come amministrazione ci siamo attivati per dare un supporto a tutti i cittadini. Le attività commerciali fanno le consegne a domicilio, ci siamo attivati con la protezione civile e con i volontari per supportare con la consegna dei medicinali, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, per evitare che ognuno resti a casa, perché l'hashtag restiamo a casa non è solo una mera frase, ma è quello che dobbiamo fare in questa fase. Ed è chiaro quindi che forniamo tutto il supporto possibile e immaginabile a chiunque si trovi in difficoltà. È chiaro che come amministrazione viviamo un momento difficile, perché qualsiasi sindaco per la propria comunità vorrebbe aiutare le attività, incentivarle sempre più, era questo il nostro obiettivo. Ci siamo ritrovati invece ad applicare delle misure restrittive, però queste misure restrittive sono sicuro che porteranno i risultati sperati e ci permetteranno soprattutto di uscire quanto prima da questa fase e quindi rientrare poi nella normalità. La situazione su Mormanno è questa. Noi un flusso in ingresso purtroppo lo abbiamo già avuto. A Mormanno abbiamo circa 42 quarantene attive con sorveglianza attiva. Per fortuna sono tutti in assenza di sintomi, stiamo monitorando questi casi. C'è un triage tra medico di base, Dipartimento di Prevenzione dell'ASP e sottoscritto quotidiano. 10 di questi cittadini sono usciti dopo questi 14 giorni dalla quarantena con sorveglianza attiva, stanno bene per fortuna, speriamo che anche gli altri possano uscire quanto prima e quindi diciamo, non manifestare nessun sintomo. Quindi questa è la situazione su Mormanno ad oggi. Grazie Sindaco, abbiamo una telefonata, pronto? È andata giù la linea. Arcangelo, hai sentito il Sindaco di Mormanno, adesso volevo che i nostri telespettatori ascoltassero invece il messaggio del Sindaco di Polistena. Lo ascoltiamo e poi interveniamo, sentiamo. A Polistena al momento la situazione è tranquilla, non vi sono casi di coronavirus sul territorio, nonostante Polistena sia sede dell'ospedale SPOC della Piana di Gioia Tauro, dove sino ad ora i servizi funzionano, l'accoglienza c'è attraverso la tenda del triage allestita dalla Protezione Civile, ma non si registrano per il momento e per fortuna casi di coronavirus. Tuttavia noi abbiamo adottato anche un protocollo rigido, in quanto siamo stati forse il primo comune della Calabria, se non d'Italia, ad adottare un'ordinanza per la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro. A Polistena sono obbligatorie mascherine, sono obbligatorie guanti e sono questi a carico del datore di lavoro, che deve fornirli ai propri dipendenti, sia nel pubblico che nel privato. Oltre a questo abbiamo anche limitato gli orari di apertura e di chiusura delle attività che possono rimanere aperte, alle 16 si chiude tutto. Ciononostante, dopo l'ultima ordinanza della Regione Calabria e soprattutto il DPCM del governo che limita gli spostamenti, si registrano un po' di difficoltà, specie per gli abitanti dei comuni
comuni viciniori che afferiscono a Polistena per l'erogazione di qualunque servizio primario, tipo le farmacie e i supermercati, per cui questa cosa va considerata, anche perché nei piccoli comuni non esiste nemmeno la farmacia. Beh, non esiste nemmeno la farmacia. C'è una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Prego. Io volevo insistere un attimo sul discorso dei tamponi a tappeto. Per me sarebbe uno spreco, perché come diceva il professore, con persone che rientrano da ogni parte si riparte da 14 giorni prima. È un serpente che si morde la coda, non ne usciamo più se non riusciamo a modificare gli spostamenti delle persone. Anche con la chiusura dei comuni, mi dispiace. Però noi vediamo che anche in città a Cosenza c'è gente che esce senza alcun motivo, e se gli facciamo il tampone domani e dopodomani si infetta, ritorniamo sempre 14 giorni indietro. E la soluzione del problema è qui che va cercata, non nel fare i tamponi a tappeto a tutta la popolazione o all'asintomatico che non sa che di esserlo. Benissimo. Tra le altre, e nessuno glielo dice. Grazie. Arcangelo. Sì, a proposito di questo, volevo dire, i tamponi intanto vengono fatti ovviamente a tutte le persone che sono entrate in contatto con il paziente positivo, quindi tutti i familiari, i colleghi di lavoro, nel caso prendiamo del sindaco di Rogliano, tutti i componenti della giunta, eccetera. Ma a proposito di tamponi, devo segnalare una cosa che sembra una contraddizione, qui è colpa della normativa vigente. Voi pensate che Cristina Giraldi, che era la direttrice dell'unità operativa di microbiologia e virologia, che ha fatto un lavoro straordinario in queste settimane, una donna molto competente, è in pensione dall'altro giorno. Ora, se noi facciamo dei bandi per reclutare dei medici, chiediamo proprio a quelli in pensione di tornare in servizio, come ci possiamo permettere nell'Alta Calabria che la responsabile della struttura principale vada in pensione, e quindi si perde un elemento che ha esperienza, che ha gestito l'emergenza in questi giorni, e non c'è un modo per salvarla. Qui non è una cattiva volontà, devo dire, dell'azienda sanitaria provinciale, dell'azienda ospedaliera, è un problema di norme. Allora, visto che stiamo trasformando tutto, e da un lato diciamo ai pensionati, ai medici pensionati tornate a lavorare, dall'altro non possiamo consentire ad una come la Giraldi di come dire, andarsene a casa. Ecco. Assolutamente sì. Assolutamente sì, è una cosa un po' strana. Comunque ho provato più volte a contattare la dottoressa Giraldi, ma in questo momento, essendo in pensione, preferisce rimanere tranquilla, anche perché la prima fase, quella d'impatto con questa terribile epidemia, si è gestita con i suoi collaboratori, con le persone che hanno lavorato con lei e lavorano adesso nel reparto di virologia, tutti bravi, straordinari, dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Ci sono delle domande rapidissime, poi abbiamo una telefonata. Scrive un telespettatore, dice: mia figlia che vive a Londra deve tornare in Italia e non sa come fare, non sappiamo a chi rivolgerci, abbiamo più volte chiesto ma non riusciamo ancora a trovare la strada per poter arrivare a questo. E poi ancora i lavoratori in mobilità in deroga, quelli che avrebbero dovuto prendere servizio negli uffici pubblici già 2 settimane fa, sono a casa e anche loro non sanno davvero come sbarcare il lunario. E poi ancora ci sono una serie di altre domande che ci fanno i nostri telespettatori. A proposito, il numero della protezione civile, dice un telespettatore, ieri era assolutamente inaccessibile, volevamo chiedere informazioni ma non rispondeva nessuno a questo numero. Proveremo noi più tardi a vedere qual è la situazione. C'è una telefonata e poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Pronto, buonasera dottor Sabato. Buonasera. Volevo fare 2 domandine. Prima cosa di tutto volevo sapere che fine ha fatto il protocollo di quel medicinale della Roche. Io avevo sentito il primario di Cosenza e il primario di Napoli, che era giovedì passato, dovevano dare dei risultati. Sì, ma già a Cosenza le posso dire che a Cosenza viene somministrato. Sì, ma dovevano dare dei risultati. E questo non siamo in grado noi di... Quindi non l'hanno dato ancora? No, lo hanno somministrato, dobbiamo aspettare di conoscere gli effetti che ha prodotto sui pazienti.
ecco questo, siccome loro avevano messo giovedì come giorno di riferimento, è passato il giovedì, poi non si è saputo più niente. L'altra domanda era, guardate, noi come regione siamo chiusi, è chiusa pure la Basilicata, come fanno a passare quelle macchine e arrivare a Villa San Giovanni? Si è visto che hanno fermato quei due di Cerisano a Lauria e doveva prenderli in carico la regione Basilicata. Però l'hanno intercettata la macchina, quindi voglio dire, ha funzionato il controllo. Doveva fermarli la Basilicata. Poi la Calabria come fa? Scusate, quelle macchine lì come sono arrivate? Questo è il problema. Dunque tutta l'autostrada si può tranquillamente transitare. Questo il prefetto prima l'ha sentito, forse lei è sfuggito il passaggio, il prefetto del nostro telegiornale. No, l'ho sentito il prefetto. I controlli funzionano, poi chiederemo tra qualche giorno il report. Ma mi scusi, un'ultima cosa, proprio funzionano e ci sono le cove a Villa. Guardi, questi sono gli organi preposti che devono controllare, noi ci atteniamo a quelle che sono i report che ci forniscono come informazioni, non sono lì purtroppo a controllare. Capisco la sua perplessità, capisco quello che lei ha sottolineato e mi pare un'osservazione più che legittima. La ringrazio per essere stato con noi, grazie. Dobbiamo fermarci, la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta, una cortesia vi chiedo, quando mandate i messaggi WhatsApp mandateli brevi perché se no non riusciamo a mandarli in onda, perché ne stanno arrivando tantissimi, quindi non ce la facciamo, lavoriamo anche in pochissimi perché dobbiamo proteggere anche tutti quanti noi, quindi lavoriamo in pochi ed è difficile badare a tutto e cercare di dare risposte a tutti. Arcangelo, adesso introduciamo il sindaco di Palmi, lo introduci tu, vai. Lucio, un sindaco molto giovane, appassionato, bravo, progressista, ha assunto un provvedimento prima di altri, su uso la sua città per impedire appunto che si potesse entrare e uscire, quindi salvaguardia della popolazione. Non vi sono casi di coronavirus positivi a Palmi, non ve ne sono a Gioia Tauro, c'era un impiegato che lavorava presso le dogane del porto, ma non è di Gioia Tauro, che è risultato positivo al coronavirus. Vi è invece un'emergenza, un focolaio a Rosarno, dove c'è un medico di base e la moglie che sono positive al coronavirus. Il problema qual è? Che il medico di base ha uffici ovviamente suoi, ambulatori, diciamo, non solo a Rosarno, ma pure a Lauriana di Borrello, a Galatro e a Dinami. Quindi c'è il pericolo che possa aver diffuso il coronavirus. Speriamo che non sia così. Ma sentiamo il sindaco di Palmi, vediamo cosa ci dice. Noi a Palmi, per fortuna, ad oggi non abbiamo nessun caso di coronavirus accertato. Stiamo gestendo per come possiamo, con le forze che abbiamo, insieme a tutte le forze dell'ordine, alla polizia locale, alle associazioni di volontariato, questa emergenza, e ringrazio per il supporto, la sinergia che costantemente si manifesta in ogni singolo caso. Abbiamo adottato a Palmi un sistema particolare, nel senso che a tutti i soggetti che rientrano da quelle che un tempo erano definite zone rosse, ormai sappiamo essere così tutta Italia, andiamo a notificare presso il proprio domicilio, presso l'abitazione, l'ordinanza, le varie ordinanze che si sono succedute, monitorando anche che stiano a casa per i 14 giorni di quarantena come previsto, e poi in generale perché rispettino loro, come tutti i cittadini palmesi, l'obbligo di restare a casa, salvo quelle eccezioni che purtroppo, per fortuna, in alcuni casi consentono di uscire. Se, devo dire, i primi tempi magari c'era chi sottovalutava, come un po' accaduto a livello nazionale, la situazione e tendeva quindi ad usare come escamotage le maglie offerte dal famoso DPCM per uscire, per farsi la passeggiatina, per correre,
Devo dire che anche a seguito della ultima ordinanza che sono stato costretto ad adottare a tutela della pubblica salute il 19 di marzo, devo dire che il senso di responsabilità si è palesato molto più, e di questo voglio ringraziare tutti i concittadini, perché si trova molta meno gente in giro. C'è qualche furbetto che è stato segnalato, e anche segnalato appunto all'autorità giudiziaria, oltre che redarguito, però devo dire che si trova molta poca gente in giro. Stiamo praticamente pattugliando per come il nostro, per come possiamo, per i pochi agenti che abbiamo, tutto il territorio in ingresso e in uscita, anche perché abbiamo appunto adottato con l'ultima ordinanza, oltre la chiusura dei parchi, oltre la chiusura del cimitero, anche l'obbligo, o meglio il divieto di non uscire da Palmi o entrare a Palmi salvo comprovate esigenze di lavoro, di salute o stato di necessità. Consentitemi di dire che questo susseguirsi di decreti, di ordinanze ministeriali, scritte, anche annunciate e poi pubblicate, diffuse con molte ore di distacco, e scritte a volte anche in maniera non chiara, generano confusione negli imprenditori, nei commercianti, nei professionisti, ai quali va anche la mia solidarietà, visto il momento davvero drammatico che stanno affrontando. Generano delle incomprensioni che costringono noi sindaci, che costantemente siamo in trincea, come si direbbe, e le forze dell'ordine a dialogare e a cercare di interpretare al meglio queste norme. Non è sempre facile, però devo dire che la città tutto sommato sta rispondendo bene, noi ce la stiamo mettendo tutta, e sono sicuro che se continueremo davvero con senso di responsabilità, con disciplina, nell'interesse di tutti, ad osservare tutte le prescrizioni, le disposizioni comunali, regionali e nazionali, supereremo anche questo momento. Bene, questo era il sindaco di Palmi. Ci sollecitano un intervento dell'assessore Orso Marso per quanto riguarda i lavoratori ex mobilità in deroga. Conteremo domani di averlo in collegamento con noi, proviamo a farlo perché non è facile, lavoriamo via Skype. Arcangelo, ci sono tante telefonate sempre sui controlli, sempre sulla questione legata agli arrivi del nord, ma mi pare che almeno da quello che abbiamo sentito anche da chi è preposto, questi controlli ci sono. Poi una risposta a chi diceva che il numero verde della protezione civile tutto ieri è stato impossibile contattarlo, non è così, perché dicono ci sono 7 operatori che rispondono a 100 telefonate a getto continuo ogni 10 minuti, quindi basta solo avere la pazienza. Se risulta libero è perché l'operatore è impegnato. Arcangelo. Sì, volevo anche fare un quadro internazionale, una riflessione, sono due i punti su cui volevo riflettere. Uno, quel signore ha detto per telefono prima, ma che controlli ci sono se vi sono poi centinaia di autoveicoli in fila al passaggio delle traghetto, no? Nello stretto di Messina? Ha ragione, non dovevano essere lì, però c'erano dei margini, come sottolineava bene il sindaco di Palmi, nelle ordinanze ci sono margini entro i quali ci si può inserire, quindi probabilmente hanno utilizzato le possibilità che venivano garantite dal provvedimento deciso dal governo. Ecco perché c'erano tutte quelle macchine, non perché non fossero state controllate, ma erano state controllate e probabilmente chi era alla guida aveva la giustificazione necessaria per trovarsi lì. Seconda riflessione, questa riguarda un po' tutta l'Europa. Ci siamo trovati all'interno di una comunità europea, un'Unione Europea che non è stata in grado di dare alcuna risposta dal punto di vista sanitario, non lo era stata prima in grado di dare risposte su problemi internazionali, in politica estera, non è stato in grado di dare risposte adeguate in termini di politica economica. Scopriamo il vuoto assoluto e ci sorprende positivamente, lo voglio davvero sottolineare, lo dico non da giornalista, insomma davvero da cittadino. Mi ha sorpreso Vladimir Vladimirovich Putin, che ha mandato 8 brigate di medici militari più 12 aerei cargo in Italia per aiutarci. Mi hanno sorpreso 52 medici cubani che sono arrivati dalla isola caraibica del nostro paese in Lombardia per aiutare i nostri malati. Mi hanno sorpreso gli amici cinesi che hanno mandato 4 milioni di mascherine per i nostri medici. A proposito, nei nostri presidi ospedalieri ancora adesso ci sono problemi in Calabria di mascherine. Quindi alla fine di tutta questa rivoluzione indotta da questo virus che non riusciamo
riusciamo a debellare, dovremo riflettere davvero sull'esistenza, non lo dico, io non sono un sovranista, ma davvero sull'esistenza di questa comunità europea che non risponde nei momenti cruciali a nulla, né in politica estera, né in politica economica, né in politica sanitaria. E ringraziamo davvero tutti, pensateci per davvero, i russi, i cinesi e i cubani, che sono stati nemici per una vita del mondo occidentale, che sono stati gli unici fino a questo momento ad aiutarci concretamente, ad aiutare gli italiani, perché gli italiani probabilmente non sono così cattivi, non sono imperialisti, sono simpatici anche a popolazioni che abbiamo visto per lungo tempo come popolazioni ostili, invece forse non lo sono mai state per davvero. Beh, continuano ad arrivare tanti messaggi, naturalmente molti sono lavoratori ex mobilità in deroga che lanciano un allarme, siamo allo stremo, non ce la facciamo più, non sappiamo come andare avanti. Ho già detto prima, cercheremo domani di metterci in contatto con l'assessore Orsomasso, cercheremo di vedere qual è la situazione. E poi ancora la chiusura degli uffici postali, e questo possiamo girare il quesito a Poste Italiane, non sappiamo cosa dire. Qualcun altro ci chiede come mai sente in televisione che il virus che ha colpito il nord Italia è di origine, come dicevano, è di origine nato in Germania, mentre quello che colpisce il sud è di provenienza cinese. Non siamo assolutamente in grado, non abbiamo competenze tali da poter rispondere a questo quesito. E poi mogli di detenuti che ci chiedono cosa sta facendo lo Stato per proteggere loro all'interno delle case circondariali. Beh, questo sicuramente lo Stato si sarà posto anche questo problema. Se dovessimo venire a conoscenza di quello che si sta facendo, immediatamente lo rappresenteremo nel corso di questi nostri appuntamenti televisivi. C'è un'altra telefonata, mi pare? Pronto? Buonasera direttore, buonasera. Io volevo congratularmi innanzitutto con il dottore Badolato per la sua esperienza, per la sua professionalità, ma soprattutto per la grande sensibilità che dimostra nei problemi delle famiglie che non riescono ad avere il 27, che non riescono a comprare, ad approvvigionarsi di quello che serve giornalmente. Ma soprattutto volevo rivolgermi a quei cittadini che inutilmente sostano davanti gli uffici postali per problemi e per impasciate inutili. Gli uffici postali sono gli unici uffici che stanno rendendo il servizio pubblico nel migliore dei modi, a discapito della salute degli operatori. Ma i cittadini non capiscono questo problema, si rivolgono agli uffici postali per pagamenti di bollette che si devono pagare nel mese di aprile, per pacchi che dovranno andare e che forse non potranno essere neanche recapitati. In questi uffici si va per cose urgenti, per mandare i soldi ai figli che non sanno come approvvigionarsi, per riscuotere dai risparmi e poter sostenere le spese di mangiare e via di seguito. Per questo si va in questi ultimi giorni negli uffici postali, per problemi seri. Questo dobbiamo tenere presente i nostri cittadini, di snellire le file. Non si può andare al supermercato. Io ho visto stamattina gente che mercoledì, giovedì, venerdì fa le file davanti ai supermercati. Se la spesa si è fatta venerdì e sabato, oggi, lunedì, che cosa si deve andare a comprare? Grazie direttore. Grazie a lei, grazie a lei. Arcangelo, ci chiedono il numero dei contagiati attualmente in Calabria. Noi dobbiamo aspettare il bollettino ufficiale, quelli che abbiamo sono quelli aggiornati così, insomma, no? Attraverso le informazioni che abbiamo. Credo ci si avvicini intorno alle 280 unità in questo momento, forse qualcuno in più, però siccome non voglio dare i numeri, nel senso che bisogna essere rispettosi anche del lavoro che fa la protezione civile, che fanno le ASP, quindi la regione, alle 17 saremo in grado di darvi. Io credo che si superino oggi
le 280 unità, ci sono tanti positivi, non pensate solo a quelli che sono in ospedale, quelli sono quelli in condizioni più gravi, ci sono tante altre persone che sono in isolamento domiciliare e questo numero di isolati domiciliari sta notevolmente crescendo. Io vi ringrazio, naturalmente torno al mio lavoro, vi saluto, vi do un abbraccio dalla Gazzetta del Sud, da parte di tutta la Gazzetta del Sud e naturalmente ancora buon lavoro ai colleghi di TEN, al direttore e grazie per averci seguito sino a questo momento. Appuntamento naturalmente a domani. Grazie ad Arcangelo. Adesso abbiamo una telefonata, poi voglio farvi vedere altre due cose. Pronto? È pronto, buonasera. Prego. Senta, io già, l'ho fatto presente ai carabinieri ieri mattina. Io abito vicino all'Osi Francescana, dove il giorno, a mezzogiorno preciso, puntuale, si riuniscono tutti, purtroppo, i poverini, per il mangiare, no? E mangiano qui, all'Osi. Però c'è una cosa, che stanno troppo vicini, li vedo stare troppo vicini, e poi un'altra cosa, questa povera gente che va a mangiare con le mani sporche, di quello magari che tocca e ha già toccato. Ieri mattina hanno rovistato dentro la spazzatura qua, vicino, poi un altro, parlando con dovuto rispetto, ha urinato, ne sono andati a mangiare. Dico, questi non portano microbi, scusatemi, che io gli do il piatto, però sono tutti sporchi, insomma pieni di porcherie sotto le unghie, nelle mani. Signora, questo è un problema ci laviamo in continuazione, questi non si lavano mai, purtroppo mi dispiace, però dovrebbero vivono in condizioni disperate, cioè qui ci vorrebbe come dire, un'attenzione maggiore da parte di tutta la nostra società rivolta a queste persone. Lei ha fatto bene a segnalarlo, noi giriamo questa informazione per cortesia, perché all'ASP. devono trovarle prima un alloggio, qualche cosa per lavarsi Bene. E poi mangiare, perché io vi dico la verità, mi dispiace tantissimo, ma sono un mese, più di un mese che sono chiusa dentro, siamo chiusi dentro e insomma facciamo il nostro dovere, poi incontrare determinate persone fa un pochettino male, no? Perché uno la spesa la deve andare pure a fare. Grazie signora, grazie della segnalazione. Gireremo all'ASP che dovrebbe a questo punto controllare. Arrivano ancora tanti messaggi, tutti legati alla necessità di garantire un reddito a chi non ce l'ha. Ripeto, noi possiamo fare solo questo, possiamo portare la vostra voce all'attenzione di chi deve gestire queste situazioni, quindi contiamo nella giornata di domani di metterci in contatto con il neo assessore Orso Marso. Intanto sentite il collega Filippo Veltri che ha fatto questo contributo per noi. Noi operatori e in oncologia in particolare stiamo cercando di rispettare... Possiamo tornare. Filippelli abbiamo già sentito nel telegiornale, il collega Filippo Veltri. Cominciamo oggi la terza settimana del nostro, come dire, piccolo calvario, non lo definirei calvario neanche, ma insomma di questa nostra attenzione a stare in casa e a evitare nei contatti sociali la vicinanza, questo è l'importante. Qual è il problema? Il primo è quello collegato ai luoghi delle quarantene, perché i luoghi delle quarantene ovviamente possono essere dei possibili focolai di sviluppo di altri contagi. In Inghilterra il sindaco di Londra ha pensato bene di requisire qualcosa come 300 camere di alberghi, che ovviamente sono inutilizzate perché in questo momento non ci va nessuno, per metterla a disposizione delle autorità mediche per le quarantene. Credo che una cosa analoga possa farsi anche in Calabria, dove ovviamente le camere d'albergo, soprattutto nelle zone turistiche, sono assolutamente vuote in questo periodo e speriamo che non lo siano nei mesi successivi. L'altro problema è un problema negativo di cui si sta parlando molto in questo periodo, in questi ultimi 2 giorni, soprattutto di questo gruppo di medici e infermieri dell'ASP di Crotone che si sono messi in malattia. È un fatto grave, io non so qual è il numero, qualcuno dice 100, altri 200, altri 300, insomma non mi interessa il numero, è un fatto grave, mi auguro che ci sia un ripensamento di molti di costoro
perché l'esempio che sta avvenendo invece da altri medici ed infermieri calabresi e italiani va in tutt'altra direzione. Bene, siamo tornati in studio, tra pochissimo ci collegheremo con l'assessore Orso Marso, la nostra segreteria ha già provveduto perché deve dare una risposta alle tante domande che voi ci avete fatto, i lavoratori in deroga senza reddito. Vediamo la Regione come sta reagendo, come si sta preparando, come si sta attrezzando. Abbiate un po' di pazienza, perché siamo riusciti a metterci in contatto con lui, dovremo averlo in linea tra pochissimo. Intanto mi arrivano altri messaggi, un signore dice: io sono un cardiopatico, ho mia figlia e mia nipote che vive a Milano, avrei bisogno di loro, ma a questo punto non so se possono rientrare. Beh, credo proprio di no, perché a meno che non ci siano gravissimi motivi di salute, ma credo che le disposizioni in vigore sono rigidissime, non prevedono questo tipo di... Abbiamo allora in linea l'assessore Orso Marso. Assessore? Buonasera. Mi sente, Assessore? Sì, buonasera, si sente? Intanto grazie per la disponibilità, l'abbiamo chiamato pochi istanti fa, immediatamente ha risposto, si è messo a disposizione dei cittadini. Allora riceviamo tantissimi messaggi di ex lavoratori in deroga, di gente che doveva dei tirocinanti. Sì. Che cosa state prevedendo? No, io sono proprio adesso finito di occuparmi di questa questione, perché come a lei anche a me tramite social, insomma, messaggi, sindacati e tutto è arrivata la questione. Allora abbiamo chiuso finalmente per quanto riguarda la cassa integrazione, domani va in giunta. Sul problema dei tirocinanti, che sono gli ex percettori di mobilità in deroga, io ho predisposto, sarebbe uscita una nota a momenti, una lettera che domani invieremo al Ministro, alla Conferenza Stato-Regioni, perché le spiego la particolarità. I mobilitati in deroga erano una cifra insomma intorno a 20.000, si è ridotto il bacino a circa 6.000 e qualcosa, adesso insomma sono 4.007 i TIS se non vado errato, 600 i tirocinanti MIUR, 627 il MIBAC, e ci sono anche quelli della giustizia che non so se rientrano anche questi nei TIS. Comunque è un bacino che va da 6.000 persone, è un problema serio, per questo io sto scrivendo domani al Ministro della Conferenza delle Regioni valutando due ipotesi, perché le spiego direttore, i tirocinanti sono quelli che hanno un reddito mentre svolgono questo tirocinio, tra l'altro un reddito davvero minimo, insomma sono 500 euro, e da quando è entrato in vigore l'emergenza coronavirus, quindi il decreto dell'emergenza corona, hanno bloccato attraverso una circolare i tirocini, alcuni che erano già partiti, quelli del MIBAC che stavano per partire. Allora, tra le ipotesi che io ho studiato, e ovviamente ci resta una concessione di governo, perché questi sono già tutti censiti dall'INPS, quindi sarebbe anche molto semplice, e sto scrivendo al Ministro per chiedere un'ipotesi o di ripristino temporaneo della mobilità in deroga, fatta salvo una certa data, o di un'estensione di un reddito di cittadinanza, di un sussidio, insomma qualcosa, perché questi sono fra i dimenticati del decreto nazionale. Io non ho misure rispetto alla mia potestà regionale per poter intervenire, se non con i tirocini che erano partiti ma che sono oggi bloccati. Quindi c'è speranza per questa gente, perché non sa veramente come vivere, non ha più... Sì, ne ho ben contezza, io sono stato nominato da venerdì, ho risolto la cassa integrazione in deroga e tutt'oggi mi sono occupato di questo e ho trovato una soluzione. E siccome i tirocinanti stanno facendo appunto un tirocinio, che è una forma di accompagnamento uscendo dal bacino di mobilità in deroga, questi tirocini sono bloccati per effetto del coronavirus. Mentre noi possiamo dare la cassa integrazione in deroga a tutti i lavoratori, diciamo anche a quelli studi professionali, parla delibero in giunta, sarà fatto il decreto e quindi potranno fare richiesta, loro che ovviamente io sto sentendo anche i rappresentanti, ho sentito poco fa Patrizia Curcio, che è una che ho sentito anche negli anni in cui ero minoranza su questo problema, io l'unica via che ho
e domani scriverò appunto al Ministro facendomi sostenere se possibile anche alle sigle sindacali, insomma chi vuole sostenere questa battaglia, e di proporre in via straordinaria, perché quando un governo fa un provvedimento straordinario come questi messi in campo sul coronavirus, non mette soltanto le risorse, ti dice quello che puoi fare, diciamo per tutta una platea, che sono appunto le famiglie, i lavoratori, e questa platea, appunto i tirocinanti, hanno tutti ragione, perché io lo ripeto, non ho strumenti per poter dare un sussidio a dei tirocini che il governo ha interrotto e che non mi ha inserito, perché questi non possono fare richieste di cassa integrazione. Quindi io l'unica via che sto facendo sul piano, diciamo, politico e istituzionale è chiedere con urgenza alla conferenza Stato-Regione con cui ci saremo ricollegati, credo se non ero il 25, di andare in deroga ai tirocini e quindi di ripristinare temporaneamente fino all'emergenza la mobilità in deroga finché i tirocini possono ripartire, o estendere il reddito di cittadinanza o dare un sussidio a una platea di 6.000 famiglie. Assessore, allora noi continueremo a rimanere in contatto con lei, nei prossimi giorni ci sentiremo. Adesso mi arriva un messaggio, per esempio, dal sindaco di San Giovanni in Fiore, il quale chiede che ne sarà dei dipendenti precari di ANES e di altre aziende fuori dalla regione, cui a breve scadrà il contratto di lavoro. È un mare magnum questo, cui bisogna mettere mano. Non so, se questo è un momento eccezionale bisogna attingere a situazioni, bisogna rispondere con strumenti, mezzi, forse con cose eccezionali, se no non si riesce a... Sì, ma le cose eccezionali sono appunto i provvedimenti straordinari e le risorse. Le pensi che a noi ci hanno dato la disponibilità di una prima tranche sulla cassa integrazione di 39 milioni di euro, ma l'ipotesi domande ci aspettiamo per cassa integrazione di lavoratori calabresi arriviamo a 200 milioni di euro. Il Ministro ha promesso che ci sarà la seconda tranche, speriamo che arrivi a coprire tutte le domande che arriveranno. Assessore, speriamo arrivi al più presto possibile, questa gente non sa davvero come sbarcare il lunario. No, ma questo è, noi siamo anzi per la prima volta in avanti nei tempi, insomma, rispetto a quello che è il nostro dovere. Tant'è che io venerdì nominato, sabato ho già chiuso l'accordo con le forze sindacali, domani vado a delibero in giunta e questo riguarda la cassa integrazione. Sui tirocinanti io non ho come intervenire nella mia funzione di assessore regionale, di giunta regionale, se non con il chiedere al governo questa ipotesi di ripristino temporaneo della mobilità in deroga, un'estensione del reddito di cittadinanza. Nelle more che passa questa brutta nottata del coronavirus si possono riprendere i tirocini, che sono i progetti su cui appunto le 6.000 persone, 6.000 e passa persone sono impegnate. Grazie Assessore per la sua disponibilità, noi continueremo a martellarla nei prossimi giorni, nella speranza che lei trovi la soluzione per dare una risposta a tantissima gente, veramente, tantissima gente, che adesso si trova in una condizione disperata. Dobbiamo pensare a questo. Le posso dire anche una cosa, direttore, io ovviamente non sono al governo nazionale, qui vedo ci sono elementi che complicano la vita, cioè in questo momento, essendo una guerra, io credo che sarebbe stato opportuno fare un reddito di esistenza e semplificare e garantire un reddito a tutti, pari per tutti, anche per me, per tutti quanti, poi sospendendo mutui, bollette e altro. È ovvio che noi stiamo nel campo di quello che il governo nazionale sta facendo. Io da quando sono stato nominato sono qui al lavoro, è una questione che conosco, questo dei tirocinanti, perché ripeto mi scrivono in tanti e proprio oggi pomeriggio mi sono occupato di questo. È l'unica via d'uscita da parte nostra, da parte mia, è scrivere al Ministro e portare la questione in conferenza Stato-Regione e chiedere al governo, avendo ovviamente il governo, io in questa fase non facciamo polemica con nessuno, avrà studiato tutte le misure per poter, questi non dico che se ne sono dimenticati, non ci rientrano con tutte le misure che hanno messo in campo, quindi ci dovrà una misura straordinaria che possa pensare a loro, perché loro non hanno un problema, sono già censiti dall'INPS, l'INPS li può pagare nel momento in cui il governo, per il tramite nostro, ci autorizza a dire finché non partono i tirocini sono bloccati, valutiamoli come mobilità in deroga, reddito di cittadinanza, sussidio. Sì, facciamo qualcosa. Assessore, faccia qualcosa. L'ho già fatta direttore, mentre mi ha chiamato stava partendo la mia nota che era di stampa e domani partirà la mia lettera al Ministro. Mi sono occupato di questo 3 ore oggi pomeriggio.
Grazie, grazie. Grazie Assessore della disponibilità, come sempre, gentilissimo e cortesissimo, ma noi ci facciamo portavoce del grave momento di disagio che vive una platea di calabresi immensa. Grazie Assessore. Grazie a voi, buon lavoro. Ho altre centinaia di messaggi, scusate, ma facciamo il possibile. Mi chiedono di parlare anche delle COF, delle badanti, di parlare dei liberi professionisti. C'è un signore che mi chiedono: nostra figlia in Spagna deve tornare, deve rientrare, come deve fare? Beh, penso che questo bisogna rivolgersi direttamente alla Farnesina attraverso la prefettura, ci saranno dei canali, mica possiamo lasciare questi nostri corregionali fuori dalla loro residenza così, vita natural durante. Bisogna fare qualcosa in questa direzione. E poi continuano a porre l'attenzione sui controlli, bisogna controllare, non dobbiamo fare entrare nessuno in Calabria, ma i controlli, almeno così come ci ha assicurato la prefetta di Cosenza, ci sono, e noi continuiamo a battere su questo. Adesso abbiamo in linea con noi il sindaco di Cosenza. Guardi, a mio giudizio le iniziative che sta assumendo il governo sono giuste, però sono anche tardive, perché sembra più che queste misure siano prese, diciamo, trascinate da un senso di paura collettivo che viene amplificato oggi anche dai social, insomma, quindi in questo periodo, anche che nascono su un pericolo reale, quella di questo contagio che sta provocando le morti, e non da una riflessione accurata, insomma, che fra l'altro il governo, da quello che si sa, aveva a disposizione molto prima. Quindi alcune misure sono giuste ma sono tardive, cioè si capisce che bisogna fare delle riflessioni alla luce di quello che sta avvenendo, perché il luogo dove questa è diffusa è la Lombardia, al nord, e lì, come è stato fatto in Cina, bisognava fare un cordone sanitario e poi, no, anche per chi andava via da quei posti, magari obbligare le persone a fare una quarantena in casa, anche singola, voglio dire, oppure in strutture dedicate, non invece questo senso di panico e di paura che si diffonde e che fa prevalere spesso, voglio dire, una sorta di agitazione, no, frenetica, per cui tutti si rincorrono dal Presidente del Consiglio ai Presidenti delle Regioni, ai sindaci, a fare le ordinanze, a fare senza un quadro complessivo. Ma lei non ha mai pensato di emettere un'ordinanza di chiusura della città? Ma guardi, io sinceramente ho sempre pensato che nella mia città le persone hanno compreso bene, diciamo, il senso di queste misure, tant'è che non escono, e girando per la città ho visto pure che ci sono delle code ordinate sempre davanti alle farmacie, davanti ai supermercati, davanti ai luoghi dove insomma, si vendono beni essenziali. Quindi non c'era bisogno di queste misure per quanto riguarda Cosenza. Il problema era semmai il pericolo che venissero persone da fuori contagiate, e anche su queste secondo me potevano essere previste delle misure diverse, cioè, perché oggi non possiamo dimenticarci che ci sono periodi in cui facciamo vedere l'autostazione piena di pullman con ragazzi che sono costretti ad andare via perché non trovano lavoro qui magari e quindi devono andare via dalla Calabria, e poi sono anche, diciamo così, additati come persone che sono costrette, quindi in qualche modo perdiamo questo capitale umano. Senta Sindaco, ma queste persone che ritornano quasi sono degli untori, sono dei ragazzi che magari sono costretti a stare fuori, a vivere in locali piccoli, adesso chiusi, voglio dire, dove non ci sono neanche più le attività, costretti a pagare anche degli affitti magari, e quindi non hanno le risorse e si trovano bloccati, anche additati come se fossero degli untori. Non dimentichiamoci che questa è una malattia contagiosa, però le persone anzi devono avere io credo che sarebbe stato necessario avere delle regole certe, anche perché in questo modo chi è colpito da questo contagio magari non si denuncia neanche, direttore.
Bene, grazie al sindaco di Cosenza. Abbiamo una telefonata, poi dobbiamo chiudere perché siamo fuori tempo massimo. Pronto? Pronto? Prego, prego. Salve direttore. Salve, prego. Allora, salve direttore, io vorrei dire pure la mia come cittadina, fanno un sacco di sponsor, aiutate gli anziani, vicini di casa eccetera. Io ho la macchina bloccata alla zona industriale e non so come fare, sono a piedi, ho le gambe spezzate perché la spesa che porto dove abito io, i supermercati sono un po' lontani. Allora io mi chiedo, ma perché non ci autorizza qualcuno andare a prendere questa benedetta macchina, metto la roba pesante, la porto ai vicini, agli anziani, ai parenti, è finita qua. Dico, è la fine del mondo che mi sposto un po'. Gli altri c'hanno autista, gli altri c'hanno un po' tutto, ma una poveraccia che è sola, come deve fare? Vi ringrazio tanto. Buonasera. Grazie signora, però le dico che ci sono tante associazioni di volontariato, una per esempio messa in piedi dal mio amico Sergio Crocco, con la Terra di Piero, che è a disposizione delle persone. No, il parente anziano non la vuole, senta, io non so come fare perché ho le gambe spezzate, ce le ho, non so fino a quanto reggo perché è impossibile. Va bene, grazie signora. Grazie a lei, buonasera. Grazie, vediamo di girare questo suo quesito all'ASP di Cosenza. Ho naturalmente molte domande che vertono tutte sulla difficoltà economica che si registra in moltissime famiglie, arrivano messaggi anche dal quartiere Rom di Via degli Stadi, tutte zone, quartieri, situazioni, famiglie che onestamente hanno difficoltà come muoversi e come garantirsi la sussistenza, visto che non lavorano ormai da tanto tempo, sono costretti a stare a casa e non sanno veramente come sbarcare il lunario. È tutto per oggi, io vi ringrazio per essere stati con noi, ci vedremo domani con il nostro telegiornale, poi domani ci sarà lo speciale curato dalla nostra Rosalba Baldino, parleremo di altre cose, però continuate a scriverci, continuate a mandarci i vostri messaggi, i vostri quesiti, noi li gireremo a chi è preposto a gestire questa fase delicatissima. Il mio invito è quello di rimanere in casa perché solo così possiamo arginare l'avanzata del virus. Sono convinto che tutti insieme, facendo squadra, ce la possiamo fare. E naturalmente questa società non deve dimenticare le persone che hanno bisogno. Qualcosa bisogna farla. Penso ai comuni, penso alla regione, alla provincia, ma penso a tantissimo. Chi ha la possibilità di intervenire lo faccia. E la questione dell'indennità non è quella, l'indennità uno lascia l'indennità, non è quella, ma se uno ha la disponibilità economica deve mettersi a disposizione della comunità. In questi momenti si vede veramente il cuore grande della gente, quando tutto fila liscio, va tutto bene, ma nei momenti di difficoltà bisogna dimostrare quanto si tiene a questa terra, a questa comunità, a questa nostra gente. Arrivederci.